Birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto per quanto riguarda questa edizione del pomeriggio con le notizie flash di friulitv.net, aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Venerdì 25 marzo la FVG Orchestra si esibisce sul palco del Giovanni da Udine per un concerto benefico il cui ricavato sarà devoluto interamente per sostenere gli aiuti alla popolazione ucraina. Le vendite in biglietteria del teatro e online partiranno già domani alle 16. Adesso cambiamo completamente argomento, parliamo di un intervento per quanto riguarda l'acqua potabile. Giovedì 17 marzo dalle 14 alle 17 è stata programmata l'attività di cantiere di installazione di un misuratore di portata sulla derivazione adduttrice Biaiuzzo-Faulish per il territorio di Camino al Tagliamento. La comunicazione è stata già pubblicata nella sezione cantieri e progetti del sito web del CAFC. Gli utenti di cui il CAFC è in possesso di indirizzo email e cellulare saranno comunque avvisati tramite email e SMS. Praticamente per quanto riguarda il territorio di Camino al Tagliamento e la frazione di Biaiuzzo di Codroipo ci sarà l'interruzione dell'acqua dalle 14 alle 17 di giovedì prossimo per permettere appunto gli interventi del CAFC. E adesso andiamo a Udine. Questa mattina sono stati piantati 35 alberi su iniziativa del Lions Club Udine Duomo e del comune di Udine, 9 aceri campestri, 5 frassini maggiori, 9 carpini bianchi, 6 olmi campestri e 6 farnie. E adesso andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Su 1298 tamponi molecolari sono stati rilevati 30 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,31%, 1914 test rapidi antigenici, 215 casi pari all'11,23%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati 142. La giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone. Ricordiamo comunque che da oggi il Friuli Venezia Giulia è in zona bianca. E ora un servizio sportivo. Il governatore Fedriga ha presentato il Gran Premio Giovanissimi che si terrà a Tarvisio dal 18 al 20 marzo, un grande momento di sport per promuovere il nostro territorio e la nostra montagna, ma anche per riaffermare i valori più alti dello sport in un momento così difficile. Sì, intanto per quanto riguarda proprio la competizione in sé, sono contento che Tarvisio abbia vinto anche l'assegnazione di questo evento importante anche rispetto ad altre località molto blasonate, molto affermate, quindi evidentemente il Friuli Venezia Giulia, le nostre località turistiche e di montagna sono molto attrattive e stanno venendo sempre più riconosciute a livello nazionale. E poi sono contento perché soprattutto è una competizione che riguarda i bambini da 7 a 12 anni e quindi quei valori dello sport sono fondamentali per creare la comunità di domani. Adesso non voglio banalizzare la situazione internazionale che è drammatica, però penso che attraverso lo sport, dove c'è un confronto, una competizione, però basata sull'incontro, sul dialogo, sulla pace, sulla capacità di saper perdere anche e sapersi rialzare, spero che i ragazzi che oggi competono possano insegnarci nel futuro cose molto diverse da quelle che gli stiamo insegnando noi con una guerra che si affaccia all'Europa e con le bombe che cadono su quegli stessi bambini che dovrebbero costruire la società del domani. E con questo servizio chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net oppure attraverso le nostre pagine social collegate. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana?
Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.